Senza finanziamenti il Mose non può funzionare con buona pace della salvaguardia di Venezia. Sembra una banalità, eppure la possibilità è tutt'altro che remota, visto il congelamento dei fondi e la denuncia del Consorzio Venezia Nuova, che parla della necessità di 85 milioni, tra l'altro e soprattutto per i sollevamenti delle paratie e il completamento dei lavori. Trovo ridicolo proprio lo Stato, che è il proprietario dell'opera, abbia tolto i soldi per la sua manutenzione, per finire le opere, che mancano pochissime per consegnare l'opera finita in tutta la sua interezza. Lo trovo indegno di un paese civile. Sindacato chiediamo subito al governo di sbloccare quelle risorse. Il Mose va completato a salvaguardia della città e i lavoratori vanno pagati, vanno garantite le attività e soprattutto non può ricadere sulla città un errore di questo governo. Il senatore Andrea Martella, che ha interrogato in merito i ministri dell'economia e delle infrastrutture Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini, parla di un fatto gravissimo. Non solo non si pagano le imprese, non si possono fare tutti gli interventi che sono già previsti nel cronoprogramma e nel piano Europa per la tutela della laguna, e anche ci potremmo trovare nella eventualità che il Mose non si possa alzare. Il malumore è molto alto perché, nonostante la sua importanza, il Mose non gode dell'attenzione economica necessaria, e a rivendicarlo sono le aziende che ci lavorano. Oggi siamo arrivati come imprese ad avere un credito maturato di 41 milioni di euro. Non è possibile pensare che le imprese possano fare da banca allo Stato. Politicamente, secondo Martella, quella sul Mose è una testimonianza lampante del caos che regna nel governo di Giorgia Meloni. I soldi per il ponte di Messina sono stati congelati. Alcune risorse che erano previste per quell'opera, che sono state messe in un altro emendamento che questa notte è stato ritirato, quella che prevedeva l'aumento delle pensioni, una cosa anche dell'età pensionabile, una cosa anche questa del tutto inaccettabile.